Serena è salito a 133 il numero dei migranti positivi al Covid, struttura chiusa blindata ad ogni contatto esterno. Sindaco Mario Conte minaccia di chiedere i danni allo Stato e telefona a Matteo Salvini, che lo cita come esempio nell'audizione al Senato. Migranti positivi, la situazione è preoccupante alla Serena, così il governatore Luca Zaia, che da Vo torna sulla questione dei contagi dall'estero sul Covid, chiede pieni poteri alle regioni. È ricoverato in condizioni disperate al Cafoncello il bambino di 4 anni travolto ieri dal cancello di casa. Dossono De Casiero, operato nella notte, è in prognosi riservata. Auto finisce fuori strada, si capovolge in un fossato, l'automobilista rischiava l'annegamento, è stato salvato dai vigili del fuoco per miracolo. Nubifragio eccezionale ieri sera ad Auronzo di Cadore, il paese ha dato letteralmente sott'acqua, i danni non ancora quantificati hanno interessato scantinati di negozi e case. Anteprima assoluta alle 21:15 stasera su Antena 3 lo spettacolo della felicità, serata di arte e magia con il grande illusionista Walter Rolfo. Ben ritrovati, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3. In apertura avete sentito quella che è la notizia della giornata, ovvero il fatto che i casi di Covid alla caserma Serena salgono a 133. La caserma è stata di fatto blindata, ci sono pattuglie della polizia e gazzelle dei carabinieri proprio su tutti i varchi, ma è tanta la preoccupazione in questo momento tra il sindaco che chiede di avere più poteri, il presidente Luca Zaia e poi anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Ci colleghiamo subito con Christian Arboit, che in questo momento è sul posto per gli ultimi aggiornamenti. Christian, buonasera. Sì, buonasera Anna, buonasera a te, ai telespettatori. Mi trovo, come hai detto tu, all'esterno dell'ex caserma Serena, dove in questo momento i quasi 350 ospiti sono blindati all'interno della struttura. Come vedete, e prego Simone Merlo di inquadrare, ci sono i dispositivi della questura, sull'altro lato ci sono anche i carabinieri, quindi la caserma è assolutamente sigillata. Ma cominciamo con il fare il punto sanitario di questo maxi focolaio. Lo dicevi tu, 133 i casi aggiornati in tempo reale, ma sentiamo per l'appunto le parole del direttore generale Benazzi. La situazione ad oggi, lo dico per la tranquillità dei cittadini di Treviso, è sotto controllo. Non a caso, nel momento in cui abbiamo trovato i 3 positivi, ci siamo attivati, nell'arco di 24 ore i nostri sono andati a fare i tamponi, l'igiene pubblica, grazie con la collaborazione delle forze dell'ordine siamo riusciti ovviamente a fare i tamponi a tutti i migranti della caserma Serena, trovando 133 persone positive. 133 positivi su poco meno di 300 richiedenti asilo ospitati attualmente alle Serena. Un focolaio scoppiato in pochi giorni che confina i positivi in un padiglione, ma anche il resto degli stranieri all'interno della struttura tra Casere e Treviso. Scelta obbligata considerando le condizioni dei contagiati. Sono tutti asintomatici, quindi problemi di nessun tipo da questo punto di vista, e ovviamente l'igiene pubblica poi andrà anche a analizzare i possibili contatti che queste persone possono aver avuto. L'obiettivo è identificare ogni possibile contagiato per un virus che, secondo il direttore generale, è meno aggressivo rispetto ai mesi scorsi. Il virus non è così virulento, passatemi sto termine, quindi non c'è questo rischio di un contagio brutto come poteva succedere 2-3 mesi fa. E d'altra parte ci insegna che è chiaro che nei luoghi di aggregazione si possono creare, il virus gira e per cui più stiamo insieme, più siamo a contatto, è chiaro che può avvenire anche questo. Un monito quindi per i casi di assembramenti in costante crescita soprattutto al mare, contagiati e non, che saranno nuovamente testati tra una settimana. Col dottor Rigoli si è già pensato di mandare fuori la task force e chiaramente di monitorarli continuamente in modo tale che la situazione sia decisamente contenuta e sotto controllo. Alla fine dei 15 giorni vedremo quanti di questi si sono effettivamente ammalati e quanti sono rimasti asintomatici, e questo ci servirà moltissimo
anche per tutte le comunità scientifiche. Per Rigoli questo nuovo focolaio impone delle riflessioni sui controlli, prendendo ad esempio i tamponi nelle case di riposo e nelle residenze per anziani. Aumenteremo i controlli nel tempo e si potrebbe ipotizzare di controllare queste strutture come controlliamo l'RSA. Quindi questo è un ragionamento che stiamo facendo. E sulla questione della caserma Serena è intervenuto oggi con un messaggio molto chiaro anche il governatore del Veneto Luca Zaia questa mattina, prima a Vo Euganeo, poi all'ospedale di Schiavonia. Ma sentiamo le parole del governatore Zaia. Veniamo dai dati preoccupanti della caserma Serena di Treviso, abbiamo 131, 134, insomma sui 130 positivi asintomatici su 330, quindi vuol dire che almeno un terzo sono positivi ed è un segnale che non è assolutamente un buon segnale. Il tema dei focolai, diciamo, non autoctoni è un tema ormai reale, il 55% dei focolai in Veneto non sono domestici e dobbiamo fare in modo di non buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Il tema degli immigrati, soprattutto dei nuovi ingressi, è un tema pesante. Nel momento in cui in particolar modo si vede che molti di questi migranti non scappano dalla morte e dalla fame, ma sono magari tunisini che hanno deciso di venire a fare una loro esperienza di vita in Italia. Certo è che tutto non può prescindere dal fatto che noi dobbiamo attivare una macchina di screening pubblico, di sanità pubblica importante, quindi mi fa piacere che ci siano notizie confortanti sul fronte dei test rapidi, perché noi lo screening di massa non riusciamo a farlo con i tamponi, che ne dica chiunque. I tamponi noi ne abbiamo realizzati circa 1.200.000 in questi mesi, saremo pronti per farne molti di più con il nuovo piano di sanità pubblica, però fare screening importanti ci vogliono test rapidi, punto. E oggi però c'è questo nuovo fenomeno dell'asintomatico, il 70% sono asintomatici. Quanto alle misure, io penso che siamo in una fase di limbo, di non emergenza, perché non è una fase emergenziale questa, l'emergenza è un'altra roba, e potrebbe arrivare all'emergenza con una recrudescenza, quindi ci può stare che qualcuno si preoccupi dell'emergenza, però direi anche che i veri poteri vanno dati, o meglio le vere competenze, questo è il termine esatto, debbono essere date alle regioni che hanno dimostrato di essere sul pezzo. Questa quindi la rivendicazione del governatore Zaia questa mattina a Vo e poi all'ospedale di Schiavonia, una rivendicazione politica. Zaia sottolinea anche il fatto dell'emergenza sanitaria, un'emergenza che comunque è nei limiti, non c'è più la pressione di qualche mese fa, e su questo si è soffermata anche il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che vuole rassicurare i cittadini. La caserma, dice, è blindata, la caserma Serena, e i dispositivi della questura qui all'esterno lo dimostrano. Tamponi saranno effettuati con ogni probabilità già nelle prossime ore su tutta la popolazione dei migranti attualmente nei siti trevigiani, quindi anche all'ex Zanusso di Oderzo. Ma partiamo proprio dalla rassicurazione del prefetto, sentiamola. Devono stare tranquilli i cittadini perché questi non fuggiranno, in quanto, come stavo dicendo, la caserma è presidiata. L'avete blindata, Sono blindata, sono tutti controllati, quindi forse alla fine saranno quelli più controllati rispetto ad altri soggetti asintomatici, che quindi insomma ovviamente potrebbero esserci. Si rivolge direttamente ai cittadini preoccupati per il focolaio alla Serena il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. La caserma, dice, è stata sigillata, nessuno può uscire. E così le lancette dell'orologio tornano indietro all'inizio di giugno, quando di fronte a 2 positività scattò l'isolamento della struttura, che portò a una rivolta da parte di una ventina di migranti, con il sequestro di alcuni operatori sanitari impegnati nei tamponi. Un copione, dice il prefetto, che non si deve ripetere. Mi auguro che come dire, anche gli ospiti siano un po' più ragionevoli, spero che passi il messaggio che insomma si fa per loro, oltre che essere un obbligo, perché la salute pubblica è anche per loro e lo capiscano.
altrimenti 5 anni in Italia, neanche questo minimo di integrazione, bisognerebbe discutere anche su questo. Allo stesso tempo la Ganà guarda anche agli effetti della notizia. Io direi di gestire questa cosa anche da un punto di vista emozionale con una giusta misura, ecco, anche perché sinceramente additare Treviso come sede di un focolaio insomma, senza dire che è circoscritto in una caserma vigilata e quant'altro, con una significativa presenza di positivi ma senza sintomi particolari, si fa un torto alla città e a tutto quello che si sta facendo per farla ripartire, insomma, ecco, quindi. Nel frattempo sorvegliati speciali tutti gli altri centri di accoglienza della Marca, a partire dall'ex Zanusso di Oderzo. Stiamo valutando, proprio in un'ottica di prevenzione, se fare un pochino una cosa a tappeto, ma non perché abbiamo una particolare motivo di apprensione, ma perché, visto che è successo, forse stiamo valutando magari di farlo dappertutto. Ormai per fortuna siamo a poco più 700 ospiti, 770 e qualcosa rispetto ai 1800 di 2 anni fa, e quindi grazie anche alla disponibilità dell'ASA stiamo valutando se appunto farlo a tutti e quindi metterci al riparo da sorprese. Queste quindi le parole del prefetto Laganà, che rassicura i cittadini per certi versi e dice anche attenzione a non creare troppo allarmismo perché rischiamo di farci del male. E proprio da qui è partito l'intervento di oggi del sindaco di Treviso Mario Conte, con una presa di posizione durissima nei confronti del governo. Lo Stato deve pagare soprattutto i danni d'immagine provocati dalla presenza dei migranti, dei richiedenti asilo alla caserma Serena. Mario Conte, che è stato elogiato pubblicamente al Senato da Matteo Salvini, che tra l'altro pochi istanti fa è stata autorizzata l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti da parte dell'Aula del Senato. Ma sentiamo le parole del sindaco Conte, poi di Salvini, poi Anna ti restituisco la linea. Chiederò però anche conto allo Stato che si faccia carico dei danni morali, di immagine e anche dei costi che stiamo sostenendo per gestire questa parte di emergenza che non compete ai cittadini di Treviso. Un danno di immagine enorme per la città di Treviso, la notizia dei 133 migranti positivi alla Serena, e così il sindaco Mario Conte si dice intenzionato a chiedere i danni al governo. L'immagine della nostra città verrà ulteriormente danneggiata da un punto di vista turistico, da un punto di vista della ripartenza, perché domani tutti titoleranno che Treviso sarà la città col maggior numero di contagi e questo allontanerà ancora i turisti. Un'iniziativa che ha avuto il plauso del leader della Lega intervenuto oggi in Senato. Sostengo l'iniziativa annunciata pochi minuti fa dal sindaco di Treviso, Mario Conte, che chiederà i danni al governo italiano perché 129 immigrati presenti nella caserma di Treviso sono stati riscontrati positivi al Covid e Treviso è il primo focolaio in Italia. Un intervento, quello di Salvini, anticipato al telefono al primo cittadino di Treviso, che ringrazia e ribadisce la propria posizione sulla gestione della Serena. Qui più che elogiare c'è da combattere una partita che vede danneggiati i cittadini per bene, tutte quelle persone che stanno facendo e hanno fatto dei sacrifici davvero enormi. Il nostro scopo è quello di mettere in sicurezza la nostra comunità e quindi non è immaginabile di poter andare avanti, ma lo dico anche per gli ospiti della caserma stessa, con una struttura con 340 ospiti in queste condizioni. Quindi io pretendo che ci sia una presa di posizione da parte del ministro Lamorgese e pretendo anche che venga riconosciuto il danno che è stato fatto alla nostra comunità. Grazie Cristian, aggiornamenti ancora nel corso dell'edizione straordinaria dalle 20 alle 21 con te dalla caserma Serena. Intanto noi andiamo avanti tornando comunque ad occuparci del caso con le parole del segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Zorzi, che ha detto adesso è importante tracciare tutti gli spostamenti dei richiedenti asilo ospitati all'interno della caserma, serve massima attenzione in questo senso, il focolaio va circoscritto subito e bisogna garantire sicurezza dal punto di vista sanitario.
sanitario. Sulla vicenda dei migranti risultati positivi al Covid dell'ex caserma ribadisce: una cosa è certa, il coronavirus continua ad essere presente e a fare danni, nonostante quello che dicono Salvini e il partito di Zayed. Era risaputo che mantenere così tante persone sotto lo stesso tetto non faceva che innalzare il rischio di una nuova emergenza. Riguardo la posizione della Lega sul tema, prosegue Zorzi, sottolineo che la concentrazione dei migranti all'ex caserma Serena dipende proprio dalle decisioni di Salvini quando era ministro dell'Interno, che con i suoi decreti ha di fatto cancellato il sistema dell'accoglienza diffusa, evitando di chiuderla e anzi potenziandola, facendoci finire migranti in uscita dagli SPRAR. Ed ora andiamo proprio ad Ossono. Questa mattina eravamo lì per parlare con i cittadini, abbiamo incontrato anche il sindaco. Dobbiamo stare attenti a tutto, specialmente autobus quando si usa, perché loro prendono autobus, io li vedo di mattina. Ci siano tutti i controlli, quello che c'è da fare, perché sennò è preoccupante la cosa, sperando che si trovi una soluzione. Forse era un po' inevitabile. Inevitabile che il virus dilagasse in una struttura ad alta concentrazione. Ad Ossono, in paese, questa mattina la notizia è rimbalzata da un bar all'altro, tra le poste e il supermercato. Se ne è parlato, ma senza particolari turbamenti. Non è che ci fai più tanto caso, perché ormai sono anni, quindi diciamo che è una cosa normale. Tu li vedevi con la mascherina? Sì. Una sorta di stanca abitudine per i cittadini, quella convivenza forzata con i richiedenti asilo, cui, secondo alcuni commercianti, sarebbe stato chiesto addirittura di non stazionare sulla piazza principale, motivo per cui spesso li si è visti aggirarsi nei dintorni del supermercato Prix. Però a Prix, guarda, sono molto presenti. Questo da pensare, se come io abito vivo vicino a Prix, a volte vado a fare qualche spesa. C'era una volta qua un annuncio di andare a firmare per portarli via. Lei ha firmato? Io ho firmato, però siamo qui. Noi possiamo solo dire che nel nostro lavoro siamo ultra attenti su tutto a livello maniacale, quindi è l'unico momento quando si sta all'aria aperta che si toglie un attimo la mascherina. Bisogna comunque controllare gli ingressi, gli accessi, perché lo farebbero anche con me, se prendo io il coronavirus devo fare una quarantena. Il sindaco questa mattina era sul posto, di fronte ad una caserma ora blindata, ma con le mani legate, senza alcun potere per intervenire. Io in prima persona sono preoccupato, ero preoccupato, continuo a essere preoccupato. L'unica forza che ho è quella di sorvegliare, far sorvegliare. Ho preso anche dei provvedimenti in più. Nella parte del campo visivo delle forze dell'ordine che devono rimanere, naturalmente c'è una parte che era un po' diciamo così coperta da rame, sterpaglia, e dunque oggi faccio pulire proprio per avere naturalmente la tranquillità per i miei concittadini che è sorvegliata, diciamo, tutto attorno. Sentiamo sul tema il commento del direttore Luigi Bacialli. Buonasera, avete sentito le notizie riguardanti l'ex caserma Serena di Casier, decine e decine di migranti risultati positivi, ovviamente c'è tanta tensione, molta preoccupazione nella popolazione locale. Questo mette un po' a tacere coloro che continuano a sostenere che il Covid di importazione è portato da altri, non dagli extracomunitari. Sono tantissimi i migranti che arrivano in questi giorni a Lampedusa, sono sbarchi a raffica anche attraverso piccole imbarcazioni, senza contare poi che poi ci sono gli ingressi alla frontiera italo-slovena, soprattutto di afghani, pakistani, decine e decine di persone che arrivano a Trieste in Friuli Venezia Giulia e poi proseguono il loro cammino nelle nostre regioni. Che cosa dovrebbe fare un governo in queste circostanze drammatiche? Perché non si tratta soltanto di clandestini che arrivano illegalmente sul nostro territorio, sono persone che sono veicolo del virus micidiale che potrebbe diffondersi ulteriormente e già abbiamo tanti focolai domestici, ci mancano soltanto quelli che arrivano dall'estero. Un governo a questo punto, in una situazione così grave e con la salute pubblica messa a repentaglio, dovrebbe intervenire drasticamente. Si è parlato e si parla ancora oggi spessissimo del cosiddetto blocco navale. Sembra che il blocco navale sia una misura
disumana, sia qualcosa di così irrealizzabile, ma il blocco navale significa anche pattugliare le acque territoriali al limite delle acque che confinano con quelle libiche e controllare la situazione. Ci sono paesi in cui questi sbarchi sono fermati attraverso imbarcazioni anche piccole, motovedette, che sono dotate di idranti, quindi che colpiscono i migranti con dei getti d'acqua. Qualcuno pensa che si voglia sparare sui migranti, non è questo. Il problema è che siamo in una situazione drammatica e bisogna fermare questi flussi. Non si può continuare a pensare che Lampedusa possa accettare migliaia di migranti con conseguenze potrebbero essere anche tragiche per la popolazione locale. Quindi ci si aspetta che il governo su questo intervenga. Invece il governo si occupa di Salvini, di votare l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona, e il Covid rischia a questo punto veramente di espandersi. Se pensiamo che altri paesi come l'Inghilterra fermano i nostri ragazzi che vogliono tornare dopo le vacanze in Inghilterra e che probabilmente non potranno più trovare un lavoro, che probabilmente non potranno più tornare a studiare nel Regno Unito, ci rendiamo conto di come sia diversa la situazione di queste nazioni rispetto al nostro buonismo e alla nostra disponibilità. Qui non si tratta di essere razzisti o cattivi, si tratta di difendere la salute pubblica e l'esecutivo a questo punto non può non intervenire, non può continuare a menare il torrone, a dire che interverrà, che farà, che manderà le navi in quarantena. Non basta, bisogna fare blocco una volta per tutte. E in prefettura oggi c'è stato un vertice su lavoratori stranieri da impiegare nelle prossime vendemmie. Controlli anticontagio per chi arriva con delle regole da seguire sotto la responsabilità di chi li ha contattati per lavorare sul territorio. Dei protocolli che mettano in sicurezza i lavoratori, ma soprattutto le imprese e i cittadini, perché il punto cruciale è la salute. Regole stringenti per chi arriva dall'estero a vendemmiare. Parte da qui il controllo anticontagio sul fronte agricolo, che in questo periodo richiama nella Marca circa 3.000 braccianti, prevalentemente dall'est Europa. Noi avviseremo i viticoltori di che tipo di atteggiamento devono tenere con il personale che arriva in azienda. Dalla USL l'intenzione di sottoporre a tampone ogni lavoratore proveniente dall'estero. Abbiamo registrato la grande disponibilità dell'ULSS a darci una mano con un protocollo, ma soprattutto a essere tempestivi eventualmente anche con i tamponi, praticamente con la loro unità mobile, e questo è positivo. Dobbiamo cercare anche noi però come associazioni di controllare anche il fenomeno delle cooperative, quelle che non transitano tramite noi, perché chiaramente c'è una parte di persone che vengono, che hanno rapporti direttamente con gli agricoltori, che noi come associazioni non controlliamo. Ecco. Per questo anche i sindaci saranno coinvolti sul protocollo stabilito nella riunione in prefettura, dove si è discusso anche della gestione di eventuali lavoratori stranieri che risulteranno positivi ai tamponi. Dovesse esserci un positivo, verranno chiaramente destinati ad un alloggio specifico in maniera adeguata, ovviamente, anzi abbiamo anche proposto che una parte degli oneri sarà a carico del sistema imprenditoriale, proprio per evitare che questi contagi poi si diffondano anche agli altri lavoratori. Tra le strutture candidate a possibili quarantene l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, struttura già pronta da mesi. Tutte decisioni che dovranno essere prese entro agosto per delle presenze previste fino alla fine settembre, quando termineranno le vendemmie. Restiamo a Ossona di Casier perché sono disperate le condizioni del piccolo di 4 anni travolto dal cancello della nuova abitazione. Andiamo a vedere il servizio. Un'intera comunità con il fiato sospeso per tutto il giorno che ora prega per il piccolo di 4 anni e la sua famiglia. Il bimbo, travolto ieri sera dal cancello di casa, ha subito nella notte un delicato intervento al cervello, sempre presenti accanto a lui mamma e papà, che ieri hanno assistito alla tragedia. Un dramma che in pochi secondi segna la vita di una famiglia. Il piccolo, travolto dalla cancellata dell'abitazione in cui la famiglia si sarebbe trasferita nel giro di pochi giorni, quella casa come il sogno di una vita, è stato schiacciato mentre usciva dietro ai genitori e alla nonna dal cancello che ora è stato posto sotto sequestro. Una cancellata imponente, senza inferriate, uscita probabilmente dal binario. Io ero là, l'ho visto per terra perché ho sentito il papà e la mamma che gridavano
e praticamente mi sono abbassato per diciamo dare i primi soccorsi al bambino. Il piccolo non era cosciente, io lo chiamavo, cercavo di chiamarlo. La comunità di Dossona conosce bene la famiglia e oggi ha rivolto ogni pensiero ed ogni preghiera per questi giovani genitori. Il papà è un artigiano molto noto in città e la nonna, che questa mattina è stata soccorsa dai sanitari, probabilmente per un mancamento. I primi rilievi dei militari giunti sul posto e dei vigili del fuoco sul cancello hanno potuto appurare che era stato installato da poco, pare ancora con viti e fermi provvisori in attesa di una successiva elettrificazione. I carabinieri hanno già sentito la ditta che ha eseguito i lavori di pavimentazione del cortile e gli artigiani che hanno costruito e installato il cancello. Indagini che dovranno dare delle risposte, un atto dovuto, necessario, mentre la comunità e il sindaco intanto fanno tutti il tifo per lui. Abbiamo un bambino di 4 anni che sta lottando per la vita e la morte e il mio pensiero è lì per i genitori, per i nonni, per tutta la comunità e penso che insomma sia da stringerci veramente forte a questa comunità che in questo momento ha questo bambino da salvare. Pochi secondi di pubblicità, poi ancora con le notizie di cronaca. Ricominciamo con la cronaca, 2 incidenti stradali. Oggi ancora a Dossona di Casiera, siamo a pochi passi dal Prix in via Zermanesa, dove un automobilista, un papà di 57 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile che è finita fuori strada e si è capovolta nel fossato prospiciente la strada. Sul posto sono intervenuti automediche, ambulanza del SUEM e vigili del fuoco che anche grazie ad un autogru sono riusciti a recuperare la vettura. Il ferito, forse colto da un malore, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Cafoncello, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Un altro incidente invece si è verificato sulla strada per Pederobba, sempre più o meno allo stesso orario, ovvero intorno alle 2:30 del pomeriggio. Un camion pirata ha provocato uno schianto nel territorio comunale di Cornuda, lungo la strada provinciale 84 di Villa Barbaro. L'autotrasportatore non si è fermato a prestare soccorso, l'autista del furgone, che è stato urtato ed è finito così fuori strada. Sul luogo dell'incidente, oltre ai militari, sono arrivati anche vigili del fuoco, infermieri del SUEM, che hanno trasportato il ferito presso il pronto soccorso di Montebelluna. L'autista ha riportato alcune lesioni non gravi e non è per fortuna in pericolo di vita. Il pirata rischia ora una denuncia per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del caldo record, temperature davvero roventi in questi giorni nella Marca Trevigiana, che è risultata essere la provincia più calda di tutto il Veneto. Temperature roventi e ozono alle stelle, la Marca nella morsa del caldo, con il record veneto di concentrazioni di ozono nell'aria registrati dalle centraline ARPAV di via Lancieri di Novara, Treviso e di Mansuè, valori che hanno superato i 190 microgrammi per metro cubo e che sono definiti rischiosi per la salute in caso di esposizioni anche brevi per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, come ad esempio anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori. A fronte di questa situazione l'ARPAV del Veneto ha pubblicato una serie di consigli da seguire per evitare problemi alla salute. Per tutti, evitare di rimanere all'aperto nelle ore più calde e non intraprendere attività sportive o comunque effettuare lavori faticosi all'aperto. Le persone più a rischio dovrebbero evitare di uscire almeno nella fascia oraria dalle 12 alle 18. In ogni caso i rischi dipendono dalla concentrazione di ozono presente e dalla durata dell'esposizione. In caso di sforzi fisici, l'azione irritante dell'ozono per gli occhi e per le prime vie respiratorie risulta più intensa. Raccomandazioni destinate a durare anche per i prossimi giorni. Fino al 1° agosto è previsto infatti un innalzamento delle temperature che in particolare nella giornata di sabato raggiungeranno livelli molto al di sopra delle medie del periodo, con concentrazioni di ozono che, precisa l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, tenderanno a salire ulteriormente superando la soglia di informazione in molte delle stazioni.
Dal 27 di luglio le aziende trevigiane in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria possono richiedere le agevolazioni tariffarie Covid-19 concentrate con le associazioni di categoria e approvate all'unanimità da tutti i sindaci del territorio nell'assemblea del Consiglio di Bacino Priula che si è tenuta lo scorso venerdì 24 luglio. Si ricorda che le riduzioni sono rivolte a tutte le aziende che hanno chiuso anche solo temporaneamente la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria e verranno calcolate nel conguaglio dell'anno 2020 emesso con la prima fattura del 2021. Per tutte le informazioni si consiglia comunque di visitare lo sportello online di Contarina, il sito www.contarina.it. E c'è grande attesa per lo spettacolo della felicità di questa sera, arte e magia, ma non solo, davvero uno spettacolo d'eccezione in anteprima, in onda alle 21:15 su Antenna 3. Abbiamo davvero tanto bisogno di felicità e quindi noi vogliamo aiutare i nostri cittadini proprio a ricercare la felicità attraverso la magia che affascina i piccoli e anche i grandi. Io stesso sono molto attratto e affascinato dalla magia. E che magia sia allora con lo spettacolo della felicità di Walter Rolfo in onda alle 21:15 su Antenna 3, un'anteprima assoluta per uno spettacolo unico nel suo genere, uno show interattivo che non mancherà di stupire e che precede altre due prime serate di arte e magia nei luoghi più belli di Treviso che saranno sempre trasmessi sulla nostra emittente venerdì e sabato. Mi piace pensare che Treviso riparta proprio dopo questo coronavirus grazie alla magia, grazie alla felicità dei nostri cittadini. Mi sono rimasti impressi, oltre ai giochi di prestigio e alle magie vere e proprie, i tanti sorrisi e la gioia del pubblico che l'anno scorso è accorso numerosissimo a vedere gli spettacoli. L'iniziativa voluta da Comune di Treviso e Centro Marcabanca per il secondo anno consecutivo vede coinvolti diversi soggetti del territorio e proprio la città si candida a capitale tematica. Ci proponiamo per diventare veramente la città della felicità e la città della magia. Allora, questa sera 21:15 su Antenna 3, adesso andiamo insieme a vedere le notizie che arrivano dal Bellunese. A Auronzo di Cadore, dove ieri sera si è rovesciato un nubifragio di portata eccezionale, il paese è andato letteralmente sott'acqua. I danni, che ancora non sono stati quantificati, hanno interessato scantinati, negozi e case. L'allerta meteo per le zone dell'Alto Bellunese non è ancora stata revocata, nonostante sia tornato a splendere il sole. Abbiamo appena emesso l'allertamento per rischio temporali anche per le prossime ore. Teniamo però presente che quanto accaduto ieri sera ad Auronzo è un fatto eccezionale. 115 mm d'acqua in meno di 2 ore, un quantitativo di pioggia inimmaginabile, di poco inferiore a quello che si rovesciò su Auronzo durante la tempesta Vaia, ma in un giorno intero. L'evento di portata eccezionale si è scatenato ieri sera dopo cena e per un po' si è temuto il peggio. Vigili del fuoco e protezione civile sono stati immediatamente mobilitati, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Si è lavorato tutta la notte per il taglio di alberi e rami che hanno invaso le sedi stradali, per allagamenti di scantinati, smottamenti e colate detritiche. La violenza dell'acqua ha fatto saltare i tombotti puliti la scorsa settimana dall'Unione Montana. Situazioni in cui ci sono i tombotti dimensionati non correttamente significa che paghiamo lo scotto di decenni in cui si tendeva a tombare tutto e a coprire tutti i fossi. E questo crea problemi. Bloccato da una frana e da una caduta di alberi il passo di Sant'Antonio sulla provinciale numero 6, dove i vigili del fuoco hanno recuperato una famiglia rimasta intrappolata in auto da uno smottamento. Stamattina a Monte dell'Abitato di Auronzo un geologo della protezione civile della regione ha effettuato un sopralluogo. La situazione attualmente sono in corso una serie di attività svolte dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile che sono intervenuti anche un po' da tutta la provincia di Belluno e si sta cercando di tornare alla normalità. Ieri sera il maltempo ha interessato anche la Gordino, in particolar modo la Val di Garesse, dove 3 persone sono state fatte evacuare dalla loro abitazione a causa di una frana sulla comunale di Canale d'Agordo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha confermato per le prossime ore lo stato di attenzione in provincia di Belluno per rovesci e temporali. Come si vivono queste prossime ore? Ma queste prossime ore cercare di togliere più materiale possibile in modo tale che non vada
ad ostruire ancora appunto questi tombotti e questi punti critici, e dall'altra il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Queste sono le due sfide. Si è concluso felicemente attorno alla mezzanotte l'allerta per la scomparsa di un anziano nella zona delle Torniere. Siamo a Danta di Cadore. I soccorsi hanno mobilitato dalle 20:30 gli uomini del soccorso alpino della Val Comelico, successivamente i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza. L'anziano di 85 anni, veneziano di Scorzè, che non trovava più la strada per il ritorno, è stato geolocalizzato e ritrovato intrizzito e stanco al riparo sotto un albero. È stato recuperato e riaccompagnato a casa. Ed è boom di richieste per le prestazioni sanitarie, ma anche per la contribuzione alle spese scolastiche. La Cassa di solidarietà aziendale dei lavoratori della Luxottica, lo strumento di welfare istituito nel 1996 grazie a un'iniziativa avviata dai dipendenti e sostenuta dalle organizzazioni sindacali. Aumentano i contributi erogati e il numero di associati alla Cassa di solidarietà aziendale dei lavoratori di Luxottica. Nel 2019 i soci che hanno aderito a titolo volontario al primo strumento di welfare contrattato, voluto e gestito esclusivamente dai dipendenti sin dal 1996 sono arrivati a 2.650 unità, oltre 200 in più rispetto al 2018. I contributi erogati hanno sfiorato i 336.000 euro rispetto ai 270.000 dell'anno precedente. La Cassa va incontro alle esigenze dei lavoratori sia per le spese sanitarie che per quelle che afferiscono alla gestione familiare. Dallo scorso anno l'offerta è stata ampliata e comprende anche il rimborso delle rette per asili nido e scuola materna, mense, doposcuola, centri estivi, ripetizioni e trasporto scolastico. Tutte le prestazioni sono sostanzialmente richieste e ragionate assieme ai soci, quindi noi sappiamo già quando facciamo partire una prestazione nuova che quella verrà apprezzata e richiesta. E così è stato nel 2019, che però nonostante l'istituzione di un budget prudenziale proprio per far fronte all'offerta di rimborso, rette e trasporto scolastico, è costato in termini di bilancio una perdita pari a 58.000 euro. Veniamo incontro alle richieste delle famiglie aumentando il budget a 35.000 euro per l'anno in corso, sapendo comunque di avere centrato il bersaglio e di aver trovato una prestazione che trova assoluto riscontro fra i lavoratori e che ha portato, secondo noi, anche un certo numero di nuovi iscritti, soprattutto nella platea delle mamme giovani. La Cassa di solidarietà è un esempio virtuoso di welfare che è nato 14 anni prima di quello aziendale istituito da Luxottica, due istituti che potrebbero essere complementari ma che ancora non trovano un punto d'accordo. Questa sarebbe la situazione ottimale, perché la polizza che offre l'azienda offre determinate coperture, delle franchigie, dei limiti come tutte le polizze assicurative e sanitarie. Ma ugualmente siamo noi, perché tutte le prestazioni sono regolate da una serie di... ci sono dei tetti, ci sono dei limiti, ci sono delle percentuali. Se le due cose fossero veramente concordate, potremmo veramente non avere nessuna sovrapposizione e dare il massimo dei benefici agli associati. La Cassa perciò va avanti autonomamente, cercando di offrire il servizio migliore ai propri associati, che dal prossimo anno pagheranno una quota di 12 euro netti al mese, di cui oltre 4 lordi a carico dell'azienda. Sabato scorso l'Assemblea annuale dei soci ha rinnovato il CDA e il Collegio dei Sindaci e confermato presidente Fabrizio Campedel per i prossimi 3 anni. Sale da gioco si cambia, il sindaco di Belluno ha firmato l'ordinanza che stabilisce gli orari di apertura delle sale da gioco ma anche di utilizzo delle macchinette all'interno dei vari locali. In entrambi i casi gli orari di esercizio vanno dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18, dalle 20 alle 23 di tutti i giorni festivi compresi. Durante le ore di non funzionamento gli apparecchi ospitati nei locali diversi dalle sale slot dovranno essere spenti con l'apposito interruttore. In caso di violazione dell'ordinanza la multa va dai 500 ai 1.500 euro per ogni apparecchio da gioco. In caso di reiterazione, violazione commessa 2 volte nell'arco di 365 giorni, è prevista anche la sospensione dell'attività da 1 a 4 giorni. Il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte di lunedì 3 agosto. Questa per noi era l'ultima notizia, andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo e vi do appuntamento con l'ultima parte dell'edizione straordinaria della giornata. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone africano alla sua massima potenza, ci attende una giornata a dir poco rovente sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 31 luglio.
Sul Veneto sarà asciutto con tanto sole dappertutto, cielo sereno vedete o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio potrebbe innescarsi qualche temporale sui settori montuosi. Clima decisamente caldo e afoso con temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime invece tra 31 e 36 gradi, punte addirittura di 37 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non cambia la situazione, bel tempo con ampio soleggiamento su tutta la regione e poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 26 gradi, massime sui 33-35 gradi. Infine diamo uno sguardo insieme alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono locali temporali. Uno sguardo alle temperature, minime sui 21 gradi, massime invece fino a 36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.